I never miss a thing. I have the measles and mumps, and when I play these, my partner always trumps. I guess I'm just a fool. La vita agli eccessi ma anche il grande talento di uno dei miti della musica jazz sono andati in scena ieri nel Teatro Eliseo di Nuoro con lo spettacolo Piacere Chet Baker, scritto e interpretato da Luigi Tontoranelli, affiancato da due grandi musicisti, Salvatore Spano al pianoforte e Giovanni Sanna Passino alla tromba, nel ruolo delicato di dover interpretare i brani del musicista statunitense. Uno spettacolo prodotto da Sardegna Teatro in collaborazione con l'Ente Musicale di Nuoro, che ha schierato due dei docenti dei seminari Nuoro Jazz. Chet Baker ha vissuto una vita sempre al limite tra droga, eccessi e amori, ma ha segnato la sua epoca. Non apprezzato fino in fondo dalla critica che lo accusava di voler imitare Miles Davis, Chet Baker ha comunque lasciato un segno nella storia della musica jazz, aggrappandosi alla sua tromba come a un'ancora, interpretando brani come My Buddy o Time After Time. E lo spettacolo andato in scena ieri, attraverso la contaminazione dei linguaggi, ha restituito al pubblico l'immagine di Chet Baker, un grandissimo trombettista che sul palco quasi si isolava dal pubblico, ma a cui corrispondeva una grande fragilità umana. Del musicista che ha dominato la scena jazz negli anni 50 rimangono tanti capolavori e una vicenda umana che Luigi Tontoranelli, Salvatore Spano e Luigi Sanna Passino, intrecciando parole e musica, hanno proposto al pubblico nuorese.